ZTL non può rimanere all'ex Telecom e se non lascerà spontaneamente l'area verrà sgomberata con la forza. Questo è il risultato al termine del vertice sulla sicurezza convocato questa mattina dal viceprefetto vicario nel palazzo di Piazza dei Signori. Poco più di un'ora di confronto tra i vertici delle forze dell'ordine alla presenza del sindaco di Treviso, un comitato che ha individuato una posizione comune irrevocabile. Ci risulta presentata una querela e quindi diciamo che ci attendiamo i conseguenti provvedimenti della magistratura. È ovvio a questo punto che se gli occupanti non dovessero lasciare spontaneamente l'immobile, l'unico atto possibile è lo sgombero. Quindi insomma non c'è mediazione, devono andarsene. Ma noi diciamo in questa fase non abbiamo nessun tipo di competenza per mediazioni possibili. In questa fase l'operato del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ha come priorità quello di ristabilire l'ordine violato, c'è un'illegalità. Una situazione intollerabile secondo le opposizioni a Cassugana, causata da promesse elettorali impossibili da mantenere. Questi ragazzi devono capire che ci sono dei binari precisi e che non sono per nulla diversi dagli altri che non commettono atti di illegalità per avere degli spazi. Certo è che trovo imbarazzante che si prometta qualcosa per poi non mantenerlo. Ed ad alimentare la tensione lungo via Dandolo anche l'assemblea di questa sera, aperta a tutti i cittadini, dove i giovani di Forza Nuova avevano dichiarato di partecipare. Nel pomeriggio, con un comunicato, la segreteria provinciale ha ritirato la presenza per evitare problemi di ordine pubblico. Non così per Rinascita per Treviso di Luca Dotto, pronto a presentarsi alle 9 davanti ai cancelli degli ex magazzini occupati. Noi ci teniamo a sottolineare e a dire la nostra questa sera, soprattutto in un'ottica che questi atteggiamenti di occupare proprietà private vanno stroncate sul nascere. Resta vero comunque che a Treviso c'è un problema che è quello degli spazi